Buongiorno, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta, Focus TG, come sempre rigorosamente in diretta dal territorio veneto, dal nord-est ancora colpito dal maltempo. Questa volta per certi versi a sorpresa soprattutto la zona vicentina. Ci colleghiamo subito con Daniele Garbin che si trova, correggimi se sbaglio Daniele, ad Agugliaro con Andrea Benetti, perché questa mattina c'è stata una vera e propria bomba d'acqua. È così, Daniele? Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Confermo, proprio siamo ad Agugliaro, che in questo momento è la zona più colpita, perché questa cella di maltempo proprio ha colpito verso le 8 questa parte del Vicentino. Se fino a ieri si parlava di esondazione dei torrenti, ricordiamo a Isola, Vicentina e a Malo, a Schio, adesso il maltempo questa mattina alle 8 ha colpito qui una cella concentrata che ha portato un grandine da sembrare un paesaggio invernale. In questa via praticamente costellata di abitazioni ancora coperte da 10, 12, addirittura 20 centimetri di grandine che ha intesato gli scarichi. In questo momento proprio siamo davanti a un'abitazione, una delle 4 squadre che attualmente dei vigili del fuoco sono sul territorio, prima 15 persone, operatori, ma verranno rinforzate, che stanno liberando gli scantinati allagati. Com'è proprio il proprietario di questa casa alle mie spalle? Ci dice cosa è successo? Niente, stamattina alle 8:10 abbiamo guardato sotto lo scantinato e abbiamo visto un po' di acqua. E allora sono corso a portare fuori le macchine, perché avevo 2 macchine interne, e appena portate fuori le macchine è partito tutto, perché si è riempito i 50 centimetri. Sono profondo 50 centimetri, il gruppo elettrogeno non è partito perché è a valle del cortocircuito e quindi è successo così. Una beffa, perché praticamente voi avete gli impianti. Io ho l'impianto, sono preparato. L'altra volta invece, mercoledì scorso, è la stessa cosa, 35-40 centimetri, però è sempre questo motivo. Va in corto un qualcosa della casa e non funziona più il generatore. Ecco, tutto lì. Quindi danni, lei è riuscito a salvare almeno l'automobile, ma il resto è soltanto. Sì, non ho tanta roba dentro, però c'è un frigorifero, una caldaia, c'è la lavatrice, ecco. In bocca al lupo, è uno dei tanti interventi, abbiamo visto che è in buona compagnia o mala compagnia. Sì, sono delle brave persone che lavorano sempre per tutte quante le persone. Grazie. Grazie a voi, grazie. Ecco, Cristian, in questo momento abbiamo cercato anche di fare capire cosa è successo, perché il tempo è impazzito, quanto in questo momento c'è il sole a poche ore di distanza rispetto a una situazione esattamente all'opposto. Com'è appunto un appassionato di meteorologia, ci racconta cosa è successo? Allora, questa mattina all'incirca intorno alle 7-8 si è formato un violento sistema temporalesco nella bassa veronese, per poi trasferirsi nel montagnanese, dove anche lì ha prodotto parecchia grandine e parecchia acqua, per poi spostarsi più a nord-est, colpendo il comune qui di Agugliaro, soprattutto la parte centrale di Agugliaro, dove ha provocato, come abbiamo visto, un'eccezionale grandinata di circa 20 centimetri. Dunque è un evento veramente importante e ovviamente dobbiamo aspettarcene sempre di più a causa, come avevamo ribadito anche qualche settimana fa, dei cambiamenti climatici. Sul riscaldamento globale abbiamo sempre più questi eventi estremi. Diciamo che in mattinata... Poteva prevenire in qualche modo avvisare per tempo i cittadini? Allora, avvisare per tempo è difficile, magari con 10-15 minuti di preavviso, anche 20 minuti potevamo sapere la traiettoria del temporale, però non potevamo sapere l'entità della grandinata. Quello è difficile da prevedere, una grandinata di queste proporzioni. Però comunque un preavviso del maltempo in arrivo, del temporale, quello sì, però non abbiamo delle strumentazioni, né più che altro strumentazioni, dei sistemi da poter avvertire la popolazione in tempi utili per
salvare quello, almeno le cose, macchine eccetera. Dobbiamo aspettarcene degli altri in arrivo secondo lei? Allora, diciamo che nei prossimi giorni il tempo dovrebbe leggermente stabilizzarsi per poi ripeggiorare la settimana prossima, dovrebbero esserci altri impulsi di aria fredda. Diciamo che questo sistema temporalesco come quelli di ieri, come i giorni scorsi, è perché ci sono continue infiltrazioni di aria fredda secca in quota, contrasta con l'aria più calda e umida e provoca questi sistemi importanti e queste grandinate eccezionali di piccole dimensioni, però di una consistenza veramente eccezionale come quantità. La ringrazio anche per l'accuratezza. Grazie a voi e niente, vi auguro una buona giornata. A lei. Allora Cristian, noi in questo momento siamo arrivati, ci stiamo rendendo conto, prendendo proprio contatto, diciamo che in questo comune è veramente estesa l'area interessata, proprio testimoniamo che ogni circa 200-300 metri abbiamo queste distese bianche e i pompieri in azione. Adesso tra un po' ci trasferiremo magari in centro comune, ci hanno raccontato proprio che lì esiste anche una forma di sottoagglomerato, una parte della grandine radunata. Andiamo a vedere e eventualmente ti richiederò la linea tra un po'. Assolutamente Daniele, assolutamente, richiedici la linea quando lo ritieni più opportuno, perché siamo di fronte all'ennesima ondata di maltempo che non sta concedendo tregua al Veneto, al nord-est, anche nella bassa padovana. Così il mattino di Padova, maltempo, piogge e grandine nella bassa padovana montagnana, allagati il vallo della città murata e le strade, violento temporale a est e sui colli euganei. Se possiamo rimanere sempre sul mattino di Padova, c'è stato anche un fulmine che si è abbattuto su una casa dove è divampato il rogo, così a Saonara. Quindi una situazione molto delicata che sta evolvendo. Quindi non solo bassa padovana, non solo la zona del Vicentino, Agugliaro, Albettone, dove c'è il nostro Daniele Garbin, ma anche la Marca trevigiana. Nella serata di ieri si sono registrati fortissimi nubifragi nella zona di Combertaldo, quindi siamo a Vidore, poi ancora a Moriago della Battaglia. È stata segnalata a Moriago l'esondazione del torrente Raboso, che ha interessato gran parte di Via degli Alpini, rendendo la strada impraticabile. Anche a Valdobbiadene ci sono stati disagi, si è verificata una frana tra il Follo e Guia, dove è stata segnalata Via Spinade sommersa dall'acqua. Questo lungo la strada provinciale 152, diversi punti di terra e ghiaia in strada sulla strada provinciale 36. Aggiorna il quadro anche il sindaco Luciano Fregonese, che si è recato sul posto con il vice sindaco Pier Antonio Geronazzo, 2 squadre di volontari della Protezione Civile dell'ANA, 2 squadre dei volontari dell'AVAB, l'antincendio boschivo, e una squadra operai del comune. Così dunque nell'Alta Marca trevigiana vedete le immagini, ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia, le immagini appunto relative alla serata di ieri. Quindi parliamo veramente di una nuova ondata di maltempo che sta interessando il Veneto anche in questi minuti a macchia di leopardo. Veneto dove sta passando il Giro d'Italia tappa numero 20, che è partita questa mattina, poco fa, meno di mezz'ora fa, da Alpago, diretta a Bassano del Grappa. Fra poco andremo a Bassano del Grappa. Tra l'altro il circuito principale, la prova regina, la tappa regina è quella del Monte Grappa anch'esso coinvolto dal maltempo delle scorse ore, quindi staremo a vedere. Pronti sempre a collegarci quindi con il nostro Daniele Garbin. Allora, non so se è pronto qualcuno, chiedo alla regia, non ancora. Parliamo di droga e andiamo a Padova. A Padova ci sono stati ben 4 arresti per spaccio da parte dei poliziotti della questura. C'era chi nascondeva, pensate, le dosi tra i giochi del parco pubblico. Così dunque a Padova il servizio. Nuovi arresti ed espulsioni grazie all'attività di contrasto allo spaccio di droga dei poliziotti della squadra mobile di Padova, dalle strade ai parchi fra i quartieri Stanga, Mortise, Arcella e Mandria,
con il sequestro di centinaia di dosi. Convinto di gestire un'attività come tante altre e di essere individuato con difficoltà in mezzo ai clienti dei numerosi negozi, un 28enne tunisino incensurato aveva scelto come base di spaccio un centro commerciale alla Mandria. I poliziotti lo hanno bloccato mentre cedeva le dosi di cocaina, trovandone altre 7 e poi altre 10 nel parcheggio sotterraneo. È stato arrestato e accompagnato al centro per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Fra i luoghi maggiormente battuti dagli agenti anche i parchi pubblici. In zona Stanga hanno notato una loro vecchia conoscenza, un 62enne tunisino. Lo hanno pedinato fino all'interno dell'area giochi riservata ai bambini nel giardino Esperanto di via Martiri Giuliani e Dalmati. Lo hanno visto chinarsi in prossimità di una pianta e inserire qualcosa in una scarpa e nei pantaloni. Una volta raggiunto e perquisito, gli hanno trovato addosso 3 involucri e 6 dosi di eroina per un totale di quasi 60 grammi. Gli hanno messo le manette ai polsi, anche lui è stato espulso. Nel parco Milkovic, via Altichieri d'Azeglio, i poliziotti hanno invece individuato un 33enne con una precedente condanna per la compravendita di vari chili di marijuana. Controllato era in possesso di 3 involucri di marijuana, quasi 100 grammi, e dell'immancabile bilancino. A casa altra droga e un foglio con i nomi e le cifre riferibili al giro di clienti. Arrestato e posto agli arresti domiciliari, è stato poi condannato a 8 mesi per direttissima. Un quarto pusher, 26enne straniero irregolare, è stato infine sorpreso a spacciare cocaina a Mortise. A casa 8 grammi di hashish e 840 euro, sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Rimaniamo in tema, c'è un'operazione di cui dobbiamo darvi conto. Parliamo sempre di droga, in questo caso ecstasy, ma soprattutto chetamina. Andiamo a Treviso con la nostra Francesca Bozza che tra l'altro si trova in via Cornarotta, dove sta diluviando, mi pare, Francesca, quindi anche questo dà la dimensione del sabato che sta vivendo il Veneto. Francesca, a te la linea, cos'è successo a Castelfranco Veneto? Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Insieme a Lucio Zanato siamo al coperto perché si sta abbattendo un violento nubifragio ormai da diversi minuti su Treviso Centro. Insomma, sentite anche i tuoni in sottofondo, e questa è la nostra primavera che continua a portarci giornate di maltempo anche pesante, come state raccontando voi nel telegiornale. Veniamo all'operazione dei Carabinieri di Castelfranco, che è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa qui in comando a Treviso. Vedete alle mie spalle l'ingresso. Ebbene, i militari, durante un'operazione proprio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno colto in flagranza, hanno visto con i loro occhi questa cessione di stupefacente tra un 25enne e un 29enne della zona, entrambi arrestati. Una cessione di circa 50 grammi di chetamina, un potente allucinogeno, ci spiegava il comandante della compagnia di Castelfranco, utilizzato tra i giovanissimi soprattutto in occasione di rave party e feste, e dunque anche potenzialmente pericoloso. Nella successiva perquisizione nell'abitazione dei due, soprattutto nella casa del 25enne, i militari hanno rinvenuto, ve li leggo perché sono dati molto significativi, quasi 900 grammi, insomma poco meno di 1 chilo di chetamina, 207 pastiglie di ecstasy, una settantina di grammi di marijuana e quasi 400 grammi di hashish, oltre a 900 euro in contanti. 640 di questi erano il provento della cessione di stupefacente che i militari sono riusciti a bloccare. Come detto, i due sono stati arrestati. Una curiosità, nel senso che la chetamina che è stata rinvenuta era in polvere e nella cucina uno dei due arrestati la lavorava, infatti ci siamo resi conto che piove, uno dei due la lavorava nella sua cucina per trasformarla in cristalli. Questo insomma una curiosità che ci è stata illustrata nel corso della conferenza stampa. Il tutto è avvenuto intorno alle 19 di giovedì sera nel parcheggio di una scuola media di Castelfranco. Chiaramente non erano i ragazzini di quell'età ad essere ad essere quelli che avrebbero ricevuto questo tipo di chetamina, troppo giovani, ci spiegava il comandante, ma sicuramente sono i giovanissimi i destinatari di questo tipo di stupefacente. Le indagini sono naturalmente in corso, soprattutto per risalire al fornitore di un quantitativo così importante di stupefacente. Da Treviso con Lucio Zanato è tutto. Se non hai domande, Cristian, ti restituisco la linea da sotto il diluvio. Io ti ringrazio davvero, Francesca, grazie a te e Lucio Zanato che ha curato la parte
tecnica. Ritorniamo sul maltempo e ci collegheremo nel corso di questa edizione con il sindaco di Rosolina, Michele Grossato. Così Rosolina pochi minuti fa. Anche qui una mattinata difficile, grandine, bomba d'acqua non solo a Rosolina ma in tutto il delta. Vediamo se riesco poi a mostrarvi anche altre immagini che ci sono arrivate in redazione e che danno la dimensione anche della grandezza di questi chicchi. Soltanto un attimo, eccoli qui, vediamo se riusciamo. Grazie. Allora, vi mostro, non carica, ma comunque fra poco torneremo quindi su Rosolina, ritorneremo nel Vicentino e forse sarò in grado di mostrarvi anche nuove immagini dalla bassa padovana. E noi ritorniamo alla tragedia di ieri che si è registrata a Carpenedo. Quel ragazzo travolto da un treno aveva solo 24 anni. Mi sono trovato davanti a una visione proprio brutta. Un giovane di 24 anni, ho letto poi nel giornale, nel comunicato, che è stato proprio travolto da un treno. Erano le 7.09 quando Samuel Francesconi, 24enne di Mestre, è stato travolto dal treno regionale Trieste-Venezia, diretto alla stazione di Santa Lucia, al passaggio a livello della stazione di Carpenedo in via Trezzo. Prima è stato colpito a un gomito dal convoglio, poi sbalzato molto lontano dal punto dell'impatto, come racconta un testimone. Il corpo era una decina di metri steso nei binari verso la parte Mestre, diciamo. Per la procura si è trattato di un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia ferroviaria giunta sul posto insieme alla locale, sarebbe escluso il gesto volontario. Il ragazzo di origine etiope, figlio dei giornalisti Barbara Ganze e Alberto Francesconi, avrebbe deciso di superare la barriera del passaggio. Forse aveva fretta e credeva di aver calcolato bene le tempistiche per poter passare rapidamente dall'altra parte, o forse credeva in un rallentamento del treno che però non prevedeva alcuna fermata. Le indagini stanno anche cercando di capire se stesse ascoltando della musica. Chi vive e frequenta la zona sostiene che quotidianamente ci sia chi attraversa i binari senza preoccuparsi del passaggio a livello chiuso, nonostante i numerosi cartelli di avvertimento, sia a piedi che in bicicletta. Passano con il passaggio a livello chiuso, non scavalcano, c'è chi butta la bicicletta. Non solo a piedi, ma anche con la bicicletta a mano, il motorino, ed è molto pericoloso, perché è pericoloso per chi viene ucciso, come questa mattina, ma anche per il macchinista del treno, perché qualche pezzo contundente può sfondare il vetro e può uccidere anche il conducente del treno. Queste barriere ai passaggi a livelli ancora di questo tipo, con un passaggio che si può fare a S benissimo, non devono più esistere. Bisogna mettere in sicurezza, lo so che ci deve essere la consapevolezza di non farlo, però la gente a volte non sa nemmeno cosa sia la consapevolezza e perciò dobbiamo farlo noi. Da tempo la Polfer ha dato il via a campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole per mettere in guardia sui comportamenti rischiosi come quello dell'attraversamento dei binari. Così dunque a Mestre nella giornata di ieri, e noi restiamo appunto sulla giornata di ieri per un dramma sfiorato nel Padovano a Conselve. Un ritorno di fiamme improvviso e violento, il forno che esplode, attimi di paura a Conselve, in un'abitazione di via Roma. Una mamma che stava preparando il pane è rimasta ferita insieme alla sua bambina di 3 anni. La fiamma ha colpito in modo particolare la donna, che ha evitato che venisse investita anche la piccolina. La giovane mamma di origine marocchina è stata soccorsa dal suo M118 e trasferita in elicottero in ospedale a Padova. Ha riportato delle ustioni, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. La piccola ha riportato solo una piccola bruciatura al piedino. Dopo essere stata visitata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Schiavonia, è già stata dimessa in buone condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco, ma le fiamme si erano già spente da sole. Al vaglio ora le cause dell'esplosione, forse una bombola difettosa. Vi ricordo che restiamo sul maltempo di queste ore, fra poco torneremo a collegarci
nuovamente con Daniele Garbin dal Vicentino. Agugliaro, Albettone sono le zone più colpite nella bassa padovana montagnana. Poco fa vi ho mostrato anche le immagini relative a Rosolina, al cuore del Delta, e ancora maltempo si è registrato nelle scorse ore nell'Alta Marca Trevigiana tra Valdobbiadene e Vidorra, anche sul Monte Grappa in realtà, dove è atteso a ore sostanzialmente il Giro d'Italia che vi racconteremo anche nella sua dimensione chiaramente ludico, sportiva, sociale, collegandoci con Bassano del Grappa dove è attesa la carovana rosa nel pomeriggio per questa tappa numero 20, la tappa definita Regina. Ma per l'appunto adesso vi riporto nella Marca Trevigiana per parlare di furti, una vera e propria spaccata. Ieri eravamo in diretta, poi la nostra Edi Caliman ha raccontato e ha raccolto nuove informazioni, quindi spaccata al distributore. Le immagini sono impressionanti. Rivelto la griglia esterna alla porta d'ingresso nei bagni di servizio. All'interno dei bagni di servizio hanno buttato giù una parete divisoria, da lì hanno segato una cassaforte inutilizzata praticamente. La porta sul retro che dà accesso ai servizi forzata al muro divelto a colpi di piccone, lo stesso usato per mettere fuori uso il quadro elettrico nel timore scattasse qualche allarme. Il colpo finale con il flessibile usato per scassinare la cassaforte trovata vuota dai ladri. La dinamica dell'ennesima spaccata nella Marca, questa volta in un distributore di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est. Ancora da stimare l'entità dei danni. Hanno fatto danni, 2 o 3 persone sicuramente, uno solo non può fare questo lavoro qua. La chiusura la sera delle ragazze del bar è alle 9 e penso dalle 10:30, 11 in poi. Malviventi che sono andati a colpo sicuro nonostante le telecamere di sicurezza che al momento della spaccata non erano in funzione. Lasciati all'interno dell'ufficio piccone, cacciaviti e scalpello utilizzati per mettere a segno lo scasso. Non sa come commentare la vicenda il titolare dell'esercizio dopo che circa un mese fa, sempre nel bar del distributore, si erano introdotti all'interno dei locali sfondando una vetrata. Non hanno forzato la cassa del bar questa volta, perché la seconda volta in 15 giorni. Ah, sì? Sì, l'altra volta sono entrati dall'altra parte. Hanno portato via il gratta e vinci, i liquori. Poco o nulla al bottino anche in questo caso, la cassa forzata dalla quale però non è stato rubato nulla. Ingenti i danni per gli esercizi dovuti al tentativo di furto. Sul fatto indagano i carabinieri di Castelfranco. Ancora furti, spaccate, rimaniamo in quella zona della Marca occidentale, così a Vedelago. Avevo preso paura dal primo furto e così per stare attento ho dormito qua dentro. Ne ho sventati 3 intanto che ero qua dentro. Adesso che non dormo più qua dentro, purtroppo sono entrati. Sono le immagini delle telecamere di sicurezza che riprendono 2 persone arrivare sotto la pioggia in bicicletta, vestiti con una giacca dalle fasce catari frangenti e grembiuli da lavoro. Dopo il tentativo fallito di entrare dalla finestra del retro del distributore sulla Postioma a Vedelago, rompono una vetrata per fare irruzione all'interno del locale. Nessuna paura delle telecamere, volti coperti, pile alla mano, indisturbati dopo aver messo fuori uso il sistema d'allarme, cominciano a rubare le poche monete del fondo cassa, alcolici e bibite. Danni per 5.000 euro. Il colpo messo a segno circa un mese fa. La stanchezza e la rassegnazione del titolare che in 15 anni di attività per 12 ha dormito all'interno dell'esercizio per paura dei furti. Ho subito anche 3 furti all'automatico, self-service notturno che adottano un sistema che buttano giù il lettore banconote e poi con un aspiratore automatico tirano sui soldi. Tanti anni di questo lavoro, purtroppo sono stanco di vedere la mia stazione di servizio in queste condizioni e poi tutti i problemi che ci sono ti fanno passare la voglia anche di lavorare. Non il solo colpo a Vedelago, nella stessa notte è stato colpito un altro distributore in via Nazionale. Sono entrati dalla porta dal lato dell'ufficio e hanno rotto la porta, sono entrati dentro e hanno fatto tutto il disastro hanno
hanno preso i soldi che c'erano in cassa della cassa, hanno preso quello, hanno ribaltato tutti i documenti, tutto quanto di qua, e poi hanno provato di aprire le porte di lavaggio da dietro e hanno rotto il self-service del lavaggio. Sventrata anche la rete che delimita l'accesso alla zona dove è situata la centralina del metano per rubare un tagliaerba, oltre 15.000 euro l'ammontare complessivo del furto. Pronti a collegarci con Venezia, con il nostro Filippo Fois che è accanto ad Alberto Pivetta per la parte tecnica. Anche a Venezia piove a dirotto, mi sa dalle immagini. Venezia dove era in programma, ma ci racconterà Filippo, la protesta del comitato No Grandi e Navi. Buongiorno Filippo. Mi dici tu quando partire? Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete piove anche a Venezia. Si tratta di una pioggia abbastanza leggera al momento, non come quella che si sta registrando in altre località del Veneto. Noi ci troviamo in questo momento, e vedete il canale della Giudecca, ci troviamo alle Zattere. Alle mie spalle si sta organizzando la manifestazione, una nuova manifestazione dei No Grandi Navi. Peraltro era in programma qualche settimana fa, ma era stata rimandata proprio per il maltempo di questo strano maggio. Una cosa che forse potrà stupire alcuni dei nostri telespettatori, perché le grandi navi sono uscite dal bacino di San Marco, e questo è il punto. Sono uscite dal bacino di San Marco, non passano più per questo canale, per il canale della Giudecca, ma comunque passeranno altrove. Oggi deve partire un corteo acqueo che raggiungerà Fusina, appunto per manifestare nel punto in cui arrivano le grandi navi. Sono previsti degli scavi, dei canali, e questo, dicono i manifestanti, arrecherà dei grossi problemi alla laguna. La laguna è stata toccata pesantemente a partire dalla metà degli anni 60 con lo scavo del canale dei Petroli, e su questo tutti gli esperti concordano sul fatto che ha veramente cambiato le cose del fragilissimo ecosistema della laguna. Poi c'è anche un'altra questione più ampia che sollevano i manifestanti: la monocultura turistica. La monocultura turistica di un'economia a Venezia che funziona solamente con ristoranti, alberghi e bar, mentre la città, dicono i giovani, sono quasi tutti studenti universitari quelli che organizzano oggi tra i No Grandi Navi, dovrebbe la città offrire anche altre opportunità ai giovani. Io direi, Cristian, che se sei d'accordo forse possiamo ricollegarci tra pochissimo, quando riusciamo ad avere uno degli organizzatori. Assolutamente, Filippo, tienici aggiornati e fra poco ci ricollegheremo con te, come ci ricollegheremo, lo ricordo, con Daniele Garbina, che si trova nelle zone vicentine colpite dal maltempo delle scorse ore. Bombe d'acqua, vere e proprie bombe d'acqua con grandinate che hanno allagato diversi scantinati. Lo vedo, forse Daniele si sta preparando. Chiedo alla regia, mi sente Daniele? Perfetto, grazie Mattia. Daniele, cosa sta succedendo? Dove ti trovi ora? Sì, grazie Cristian. Come dicevo, abbiamo voluto proprio esplorare insieme con il collega Andrea Benetti proprio la zona in questo momento. Veramente siamo nei pressi del centro di questo comune di 1400 persone, abbiamo il municipio alle mie spalle e la chiesa. Il sindaco, l'amministrazione va a elezioni, non possiamo sentirla per motivi di par condicio, ecco. Però ci siamo resi conto che la situazione effettivamente, come ci dicevano, è veramente più grave qui, dove i 20-25 centimetri di grandine sono proprio, lo vediamo al lavoro, la squadra di protezione civile che sta sgombrando in questo momento scantinati, ma il marciapiedi sembra un paesaggio invernale, una tempesta di neve che ha sconvolto nel giro di poche ore il comune, e in questo momento la beffa è che il sole. Com'è il responsabile della protezione civile, no? Francesco, ecco, com'è la situazione, come state comportando? La situazione è critica, cioè c'è parecchia ancora grandine, per fortuna di piccole dimensioni, e le caditoie sono coperte appunto da grandine. Stiamo tentando di aprirle in modo che possa defluire l'acqua. I corsi d'acqua hanno difficoltà anche quelli, perché la quantità d'acqua caduta è stata enorme. Per cui adesso si sta lavorando e abbiamo iniziato anche a svuotare scantinati, ci sono parecchi garage scantinati riempiti d'acqua fino a
a livelli abbastanza alti anche. Più o meno tutti sono stati colpiti qui? Sembra di sì, il paese tutto. Io non sono qua del paese, sono intervenuto con la nostra sezione di Vicenza, con la protezione civile. Le nostre squadre stanno lavorando, già quella locale più quelle... Quanti sono zone. gli uomini? Attualmente sono una trentina, però stanno arrivando più di altrettanti dai paesi limitrofi, perché il Comune, avendo la convenzione con l'Associazione Alpini nostra, tutte le squadre nostre stanno intervenendo in supporto. Infatti la vediamo con il cappello, ha voluto mettersi, no? Sì. Lei si può dire, da poco fa c'era la dunata e qua siete stati proprio chiamati all'ordine. Sì, noi come protezione civile avevamo i compiti di garantire la sicurezza e servizi alla dunata, non abbiamo fatto neanche in tempo a finire, siamo intervenuti a Isola Vicentina subito e adesso qua a Gugliaro speriamo che vada finendo, perché ormai non ce la facciamo più. Ecco, che indicazioni avete per le prossime ore? Ma le prossime ore non dovrebbe piovere, le previsioni sono abbastanza buone, quindi avremo tutto il tempo per mettere in sicurezza tutta la zona. Va bene, allora le auguriamo buon lavoro. Grazie. Ecco Cristian, al momento questa è la situazione, direi che poi ci spostiamo perché l'altro comune interessato sembra anche in misura minore è ad Albettone e all'Overtino, per cui ci sposteremo lì. Eventualmente chiedo la linea anche per un collegamento da quella parte nel caso fosse necessario. Per il momento la restituisco allo studio. Assolutamente, richiedici pure la linea anche da Albettone, Daniele, il nostro Daniele Garbin con Andrea Benetti. Un fenomeno, lo avete visto, lo stiamo raccontando, particolarmente violento e inaspettato. Lo sono un po' tutti questi fenomeni, ma questo in particolare che si è abbattuto, lo ricordo, anche nella zona della Bassa Padovana, a Montagnana, Este, Monselice, quindi nel corso delle edizioni serali dei nostri telegiornali vi racconteremo anche questo fronte. Vedo pronto, collegato, voltiamo decisamente pagina, ritorniamo a una polemica molto forte, per certi versi feroce, delle scorse settimane. Ci colleghiamo con Federico Fusetti, lo vedo, il nostro Federico Fusetti con Francesco Ratai. Ti trovi praticamente davanti alla statua delle polemiche. Raccontaci, Federico, buongiorno. Buongiorno Cristian, sì, buongiorno ai telespettatori, l'hai definita bene la statua delle polemiche, è la statua dell'alpino con il moschetto, con il fucile, che aveva fatto così tanto discutere anche all'interno dell'amministrazione, all'interno del Consiglio Comunale, della Giunta, per questa presenza del fucile, che poi però insomma gli alpini, lo stesso sindaco hanno spiegato essere un simbolo legato comunque a una figura di un difensore della pace, come è sempre stata quella degli alpini. E questa mattina, poche ore fa, c'è stata l'inaugurazione sotto una pioggia torrenziale. Francesco Ratai ha girato le immagini dello svelamento della statua davanti a centinaia di alpini che erano qui sotto l'acqua, imperterriti, a seguire la cerimonia, così come anche con le autorità, proprio a dimostrazione insomma, del grande affetto che la città comunque ha per gli alpini. Dopo 4 anni circa dall'idea, il progetto, poi la realizzazione, Ettore Greco, l'artista che ha avuto, diciamo, il compito di costruire questa statua. Siamo proprio in centro alla città, qui c'era la vecchia stazione delle Corriere che poi è diventata un parco, e questa è la collocazione della statua, insomma una statua commentata questa mattina dalle autorità presenti, proprio per voler chiudere anche questa polemica, che però in realtà ha fatto discutere davvero tanto la città di Padova. Abbiamo raccolto, Francesco Ratai ha raccolto anche qualche dichiarazione, ovviamente. Partiamo dal sindaco e attenzione, perché il sindaco ha lanciato una proposta molto forte sugli alpini, diciamo, sui loro appuntamenti, ecco, mettiamola così. Sentiamo insieme il sindaco Giordani. L'inaugurazione è bellissima,
Però ci ricordiamo quanta pioggia c'è. Per gli alpini non è un problema, ovviamente, la pioggia non fa niente. Però mi ha rovinato un po' la giornata, perché ho visto il monumento, avevo già visto all'inizio ovviamente, sapete che mi ero preso la responsabilità da solo come tante cose, pensavo fosse una buona idea. Gli alpini per me sono un corpo eccezionale che è andato, continua a dare daranno, per cui la pace, sì, la pace, il Padova ci dà la pace, è una bellissima opera. Io spero che il 2028 vengano qua tutti quanti gli invitati che vengono a fare l'aduno a Padova, spero, dipende da loro. Noi lo aspetteremo ben volentieri, anche se non ci sarò perché è finito il mio mandato. Questa statua è bella veramente bella, complimenti all'autore perché è una statua che vale la pena di vedere da vicino. È veramente bella, sono contento, mi spiace per la pioggia, ma sono tanta gente è venuta, tanta gente perché Padova ama gli alpini. Sindaco, veniamo da un grande evento, l'arrivo del Giro 2028, allora facciamo la dunata alpina a Padova. Ho chiesto che vengano, noi siamo disponibili a ospitare, devo dire loro, l'ho parlato già 2 volte dopo il Giro d'Italia e anche oggi, se vengono sono molto contento, ripeto, non sta a me decidere, sta a loro, e il 2028 non ci sarò, per cui farò parte del corteo, non faccio l'alpino, però veramente amo gli alpini, anche perché mio zio era un alpino di Giulia, per cui mi ricordo bene, era una cosa che mi raccontava. Direi che insomma, la notizia c'è tutta nella dichiarazione raccolta da Francesco Ratai. Il sindaco propone Padova per la dunata degli alpini 2028, a quanto pare ha già proposto, ha già candidato Padova, ovviamente poi ora la candidatura dovrà essere vagliata e eventualmente accettata, però insomma l'entusiasmo anche nelle parole di Giordani sul corpo degli alpini, su quello che rappresentano e sulla statua, gli piace tantissimo, insomma l'avete vista, la state vedendo anche voi, sicuramente un'opera d'arte, e ovviamente a difendere le posizioni e il ruolo degli alpini nella società e in tutte le operazioni di pace anche il presidente della sezione alpini di Padova, Carlo Casellato, quindi sentiamo anche lui e con la sua dichiarazione, Cristian, poi ti restituisco la linea. Insomma, Presidente, ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta, nonostante qualche difficoltà che abbiamo incontrato in questi mesi ed anni, e nonostante l'ultima difficoltà che abbiamo trovato stamattina con il tempo, che sicuramente non ci ha assistito, però dai, bene, finalmente la statua è al suo posto, con tutto il suo significato vero, che secondo me veramente farà capire a tutti che Padova è una città di pace e che l'Associazione Nazionale Alpini è un'associazione di pace, anche se è un'associazione fatta da componenti che hanno fatto i militari e che hanno fatto gli alpini, ma proprio per quello, perché hanno conosciuto, per fortuna non la guerra, però hanno conosciuto cosa vogliono dire le armi, ecco, le armi non le vogliono. Questa statua è un alpino che è alla fine della guerra, quindi naturalmente nella guerra le armi ci sono, però sono armi che sono appoggiate, che sono deposte nella speranza di non usarle mai più. Così dunque a Padova, e c'è la notizia, come diceva Federico Fusetti, con il sindaco Sergio Giordani, che candida la città del Santo a ospitare la dunata degli alpini per il 2028. Quindi la notizia di giornata, una delle notizie di giornata per Padova è questa. Padova adunata alpini 2028. Il sindaco è pronto a giocare le sue fiche, reduce dal successo della tappa del Giro d'Italia, che ha portato quasi 100.000 persone nel cuore della città. Giro d'Italia che è atteso per l'appunto nel pomeriggio a Bassano, partito questa mattina dall'Alpago, e appunto sta interessando tutta la pedemontana trevigiana. Fra poco, in questi secondi, probabilmente l'approdo a Ca del Poggio, lungo il muro di Ca del Poggio, una dei percorsi più significativi e simbolici senza dubbio della carovana rosa. Scusate se distolgo lo sguardo, ma sto ovviamente
guardando gli aggiornamenti sul fronte del maltempo. Tenteremo di collegarci nuovamente con Daniele Garbin, questa volta da Albettone, e forse ci collegheremo anche nuovamente per la protesta dei no grandi navi con il nostro Filippo Fois da Venezia. Prima però vi raccontiamo una tentata razzia a casa dell'ex sindaco di Noventa Padovana Bisato. Sentite. Disavventura per la madre dell'ex sindaco di Noventa Padovana e assessore provinciale Alessandro Bisato. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, verso le 23 alcuni individui hanno cercato di introdursi nella sua abitazione. 2 notti fa ha sentito dei rumori, pensava che fosse il temporale, invece c'era qualcuno che con il piede di porco stava tentando di buttare giù il portoncino di entrata di casa. Quindi a quel punto, poi, dopo che ne ha sentiti parecchi di rumori, è come venuta giù dalle scale del primo piano e bastava pochissimo e se li sarebbe trovati di fronte. Quindi la paura è stata tanta anche nelle ore successive, anche perché vivendo un po' più o meno tutti lì, ma in case separate, ogni briciolo di rumore sembrava che fosse nuovamente in pericolo. Fortunatamente i malviventi non sono riusciti ad entrare, resta molta però la paura. Io non sono nemmeno chi vuol dire che adesso c'è il Bronx, ma come dire, fa il paio con tante situazioni che venivano caratterizzate come fossimo in mezzo alle lande più disperse, e quindi è qualcosa che va monitorato, che va tenuto in seria considerazione, vanno accettate eventuali critiche anche da parte dei cittadini. Ecco, questa cosa va un po' detta, cioè nel senso, nei social locali viene silenziato tutto come non dovesse succedere mai nulla. Riaccendere l'illuminazione pubblica spenta dall'1 alle 5 dopo l'aumento dei costi energetici. Ora che i prezzi sono rientrati è il momento di ripristinare le ore di luce notturne. Se la domanda è, ma nel caso specifico di quello che è successo a casa mia, è successo in orario in cui l'illuminazione era ancora accesa? Sì, è vero, ma è altrettanto vero che nel breve periodo antecedente a quando il fatto è avvenuto, noi ci siamo resi conto che in notte tarda, o perché tornavo da lavoro, insomma varie segnalazioni, c'erano degli appostamenti facilitati dal fatto che quando l'illuminazione è spenta si è veramente dentro le tenebre più oscure, che, come dire, prendevano i riferimenti per poi magari fare il passo successivo, così come hanno tentato di fare. Alleggeriamo un po' i toni, vi mostro questo primo tuffo definito caffone della stagione a Venezia. Si tratta di un 20enne vicentino scoperto dagli agenti della polizia locale che l'hanno visto in acqua, ma quando sono arrivati nel Rio di San Zandegolai il ragazzo era già riemerso provando a nascondersi in una calletta laterale. I piedi bagnati e la pavimentazione veneziana rivelatrice l'hanno però tradito e gli agenti l'hanno trovato ancora zuppo. Per lui questo giovane vicentino è scattata una multa da 450 euro e un ordine di allontanamento dal territorio comunale, 48 ore di DASPO urbano, come è previsto dal regolamento cittadino. Facciamo così, siamo pronti ad andare a Bassano, dove c'è attesa chiaramente per l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, ma siamo pronti anche a continuare a raccontarvi di questa ennesima ondata di maltempo che si è abbattuta soprattutto nel Vicentino. Fra poco. Focus TG, vi stiamo raccontando rigorosamente in diretta l'ennesima ondata di maltempo che si è abbattuta a nord-est, in particolare nel Vicentino, a Gugliaro, Albettone. Fra poco ci ricollegheremo con Daniele Garbin che sta cambiando location perché c'è davvero tanto da raccontarvi. Poi c'è la bassa padovana, Montagnana Est, Monselice, il vallo soprattutto di Montagnana che è tornato a riempirsi, era già successo la scorsa settimana con le 2 precedenti ondate di maltempo. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta anche sul delta. Siamo in grado di collegarci con Michele Grossato, sindaco di Rosolina. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Allora sindaco, cos'è successo a Rosolina? Abbiamo anche alcune immagini, dei telespettatori ci stanno mandando anche delle foto.
È una fascia alle ore circa le 11, il cielo si è scurato subito e prima è stata preceduta da un forte vento e poi una vera e propria bomba d'acqua e in paese soprattutto poi ha fatto una grande grandinata. Abbiamo ancora i residui di grandine sulle strade, l'abbassamento della temperatura e tantissima acqua in pochi secondi che ha mandato un po' in crisi il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Senta, Sindaco, questo a pochi giorni dalla cosiddetta estate meteorologica, questo è un problema anche per la stagione balneare? Il problema per la stagione balneare è un problema soprattutto per noi che siamo affacciati sui due fiumi più importanti d'Italia, sia l'Adige e il Po, che fortunatamente non c'è vento di scirocco e perciò il mare Adriatico sta ricevendo bene tutte le varie piene che in questi giorni si sono registrate, ma abbiamo un'allerta costante della protezione civile per controllare le arginature, anche perché poi le forti piogge bagnando il terreno lo rendono più fragile, di conseguenza c'è il rischio delle risorgive e tutti i rischi ambientali che potrebbero causare anche qualche inconveniente in più. Speriamo che non sia un'estate così, speriamo che sia una cosa che questo maggio finalmente lasci spazio al sole, perché noi siamo pronti anche per una brutta primavera, diciamo, da archiviare il prima possibile. Coste, ma non possono assaporare i primi raggi del sole. Allora, Sindaco, come danni ci sono stati allagamenti, ci sono stati interventi dei vigili del fuoco, com'è la situazione? Oggi no, siamo riusciti con la nostra protezione civile di intervenire su un paio di punti critici dove non c'è stato la velocità del prosciugamento. Allagamenti diffusi su tutto il territorio comunale che comunque adesso stanno rientrando fortunatamente. Allora, grazie Michele Grossato, grazie davvero sindaco di Rosolina, quindi Maltempo che ha battuto a macchia di leopardo un po' in tutto il Veneto. Grazie ancora sindaco. Non so se per caso Filippo Fois è di nuovo collegato. Sì, Filippo è pronto, quindi ritorniamo per la protesta del comitato No Grandi Navi a Venezia. Buongiorno di nuovo Filippo. Buongiorno di nuovo Cristian. Dunque, come vedete, intanto una prima buona notizia: a Venezia è spuntato il sole, la pioggia è terminata, c'è raggiunto anche Ruggero Tallon, che è portavoce del comitato No Grandi Navi. Buongiorno Tallon. Allora, innanzitutto, ma le grandi navi non erano uscite da Venezia? Ma le grandi navi dopo 10 anni di lotte, che sono partite proprio da qui, dalla riva delle Zattero, le abbiamo cacciate. 10.000 persone che invadono Piazza San Marco nonostante i divieti dell'allora prefetto. Chiaramente come dire, chi vuole il male di questa città non ha smesso di lavorare e quindi Porto, Regione, Comune, adesso anche il nuovo governo Meloni stanno lavorando per farle tornare dalla finestra, no? Si esce dalla porta e si torna dalla finestra. Quindi le grandi navi non portano lavoro? Le grandi navi sono anni che la crocieristica è ferma, no? Non mi sembra che questa città stia soffrendo, non mi sembra che questa città stia soffocando, non mi sembra che questa città sia senza turismo, anzi il problema di questa città è che stiamo soffocando di monocultura turistica. Ci serve 1,5 milioni di turisti in più all'anno? Lo chiedo a voi. Bene, con questo interrogativo noi per il momento ci lasciamo, ringraziamo Ruggero Tallon e continueremo naturalmente a seguire la manifestazione. Intanto però Cristian ti restituisco la linea. Grazie di nuovo Filippo, a te Alberto Pivetta per la parte tecnica. Il quesito dunque è aperto e noi siamo in grado adesso di andare a Bassano dove si aspetta, dove c'è trepidazione per l'arrivo della 20ª tappa del Giro d'Italia. Vanessa Banzato. È proprio qui da Viale delle Fosse a Bassano del Grappa che arriverà nel tardo pomeriggio di oggi il Giro d'Italia, 20ª tappa, partenza dal Pago, 184 km. Siamo alla 107ª edizione del Giro Rosa. Ieri si è svolta la 19ª tappa da Mortegliano a Sappada, che è stata vinta da Andrea Vendrame. La maglia rosa a oggi è sulle spalle del 26enne sloveno Pogačar.
Pogačar, che tutti danno come vincitore di questa 107esima edizione del Giro d'Italia, proprio per manifesta superiorità. È prevista un'affluenza massiccia, soprattutto lungo tutti i tornanti della salita che da Semonzo nel pomeriggio porterà sino al sacrario di Cima Grappa. Una fatica che i corridori dovranno ripetere per ben 2 volte. In questa occasione, tra l'altro, è stata anche lanciata una campagna ambientalista per far sì che proprio le tante persone che si troveranno a seguire il Giro d'Italia proprio lungo le strade che portano sul Monte Grappa tengano pulito l'ambiente, non lasciano immondizie in giro, insomma, e riportino tutta a valle. Quindi questa campagna di prevenzione che ha un occhio di riguardo nel giro, nello sport, anche per l'ambiente. E allora partenza dal lago di Santa Croce, in discesa fino a Vittorio Veneto, poi al muro di Cadelpoggio, si arriva a Pieve di Soligo, Possagno, e poi dopo aver attraversato il Piave i corridori arriveranno alle pendici, dicevamo, del Monte Grappa. Da Semonzo affronteranno per ben 2 volte la salita che porta al Sacrario. A metà discesa entrambi i passaggi a Ponte San Lorenzo si andrà a scalare il breve ma ripido strappo del Pianaro. Si parla di una pendenza del 10%, 18 chilometri con pendenza che può arrivare però anche al 14%. E tra l'altro una chicca è lo stesso versante che nel 2010 vide primo Nibali ad Asolo, e dopo la seconda discesa la corsa arriverà proprio a Bassano del Grappa. Attorno alle 17:15 è previsto l'arrivo in Viale delle Fosse. Dove si va adesso, in Grappa? No, già fatto, abbiamo già fatto stamattina. Che aria si respira? Tanta festa, tutti contenti, peccato il tempo perché sarebbe stato bellissimo. Tutto pronto per il Giro d'Italia? Tutto pronto, tutto pronto. Piove, speriamo, nel pomeriggio? Speriamo che si apra un poco, dai. Cosa c'è da aspettarsi oggi? C'è da aspettarsi una bella tappa, penso che diciamo vince Pogačar perché ha dimostrato che è molto più forte. Cosa c'è da aspettarsi da questa 20ª tappa? Non so, speriamo tanto spettacolo come ci hanno fatto vivere fino adesso, emozioni grandi e forza Pogačar. Resta il super favorito lui, vero? Sì, è un bel ragazzo, umile, semplice, veramente bello, veramente bel ragazzo. Credo che oggi i giochi siano già fatti, che ormai si tenga per il Tour de France che aveva avuto. Ce l'ha in tasca questo 107esimo Giro? Lo può solo perdere, ma visto anche ieri che è caduto anche l'altro ragazzo, l'ha aspettato, quindi non ha, penso che resti tutto così, insomma. Volevate percorrere quest'ultimo tratto anche voi? Esatto, volevamo far finta di essere per una volta anche noi professionisti, ma vabbè. Insomma, si accettano scommesse. Io vi mostro questo video di saluto che ci è arrivato poco fa dall'Associazione Fanti d'Italia. Qui siamo a Tarzo, vedete anche il sindaco, perché tutta la fascia pedemontana, come vi raccontava benissimo la nostra Vanessa Banzato, è interessata dal Giro, quindi sono decine di migliaia le persone che si stanno riversando lungo il percorso, che già si sono riversate lungo il percorso. Questa 20ª tappa che è partita alle 11:40 circa da Alpago, poi Vittorio Veneto, Cadelpoggio, appunto Tarzo, fino appunto a Semonzo, e poi il Monte Grappa, che sarà spettacolo puro. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, poi tutti gli aggiornamenti sul fronte del maltempo.
Di nuovo Focus TG, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal nord-est. Prima di riferirvi nuovamente del maltempo, vi parliamo di un'altra questione che ritorna puntuale ogni estate, quella delle zanzare tigre infette da virus della dengue. Nel veneziano, soprattutto nella zona dell'aeroporto e del porto, si corre ai ripari. A Venezia la parola d'ordine è sbarramento alla febbre da dengue. Da quest'anno posizionate all'aeroporto Marco Polo di Tessera e al porto le trappole per catturare le zanzare tigre e verificare se sono infette con specifici esami in laboratorio. Viene fatta l'analisi per vedere se sono competenti per il virus e se quindi hanno acquisito il virus. Ecco, questa è un'attività tipicamente preventiva. Attività necessaria visto che Venezia è connessa al mondo proprio con il porto e l'aeroporto, dove anche le patologie girano in modo più veloce, per dirla in modo semplicistico. Progetto che si associa a quello storico con la mappatura in tutti i comuni della provincia che avviene dal mese di aprile a quello di settembre. Vengono mappati tutti i tombini, le caditoi, i fossati, viene fatta un'azione larvicida per eliminare le larve prima che queste diventino soggetti adulti e quindi farfallino e possano portare poi dei virus. Con il caldo in arrivo anche le cosiddette febbri estive. La globalizzazione ci ha lentamente portato a contatto con dei virus che qui non giravano e quindi il tentativo e il lavoro che stiamo facendo è quello di fare barriere in maniera che non entri e non diventi endemico anche da noi. Vedo Daniele Garbin che si sta predisponendo per il collegamento da Albettone, altra zona colpita, meno di Agugliaro. Mi ha riferito pochi istanti fa al telefono, ma ci colleghiamo comunque. Io vi dimostro queste immagini con Mattia Pizzai e Alessandro Granziera in regia relative al maltempo di ieri sera, soprattutto nella pedemontana trevigiana tra Colbertaldo di Vidoro, località Madonna delle Grazie, e Valdobbiadene, Follo, Guia, sulla strada provinciale 152, sulla 36, dove sono entrate in azione le squadre dei volontari della Protezione Civile dell'ANA, coadiuvate dall'AVAB, che è appunto l'associazione dell'antincendio boschivo particolarmente attiva in quelle zone. Forse Daniele Garbin mi sente dal Bettone. Daniele, buongiorno di nuovo. Grazie Cristian, ci siamo proprio spostati una decina di chilometri, incredibilmente sembra un altro scenario. Com'è il sindaco di Albettone, Francesco Rigato? Buongiorno a voi, ecco. Buongiorno. Questa mattina avevamo avuto l'allerta da questa parte del Vicentino, nella parte a 20 km dal capoluogo, e siamo scattati immediatamente, come anche in mezzo agli allarmi. Ecco, qui per fortuna non avete la stessa situazione di Agugliaro. Sì, siamo stati più fortunati, nonostante anche nella frazione di Lovertino ci siano stati degli episodi collegati anche lì alla grandine, quindi la grandine aveva ostruito sostanzialmente tutte le possibilità di scolo dell'acqua. Fortunatamente, con alcuni interventi mirati anche dei vigili del fuoco, siamo riusciti comunque a far sì che la situazione nel giro di poco ritornasse alla normalità. Però vedendo le scene di Agugliaro, massima solidarietà ai nostri amici, perché insomma stiamo a pochi chilometri, quindi sono amici, anche al collega sindaco Massimo Borghettini, perché immagino quanto difficile sia. Peraltro la squadra di protezione civile è la medesima, quindi sono ragazzi di Agugliaro e di Albettone che in queste ultime settimane si stanno veramente dando da fare l'inverosimile. Ovviamente come sindaco do il rinnovo e ringraziamenti a tutti loro, perché sono stati bravissimi. Sì, insomma. Ecco, diciamo che comunque stamattina l'allerta aveva giustificato anche l'apertura del COC. Sì, questa mattina diciamo che non avevamo avuto indicazioni specifiche per un'intensità così elevata, quindi sono stata contattata d'urgenza per l'apertura del COC, che è il centro operativo in questi casi di emergenza. Ovviamente lo dico perché nei piccoli paesi se ti manca ovviamente il dipendente, essendo di sabato, questa mattina ho dovuto aprirlo fisicamente io, sotto direttiva ovviamente dei miei dipendenti, però ovviamente nei piccoli paesi il sindaco deve essere smart e operativo, quindi siamo riusciti, anche perché sennò non ci sarebbe la copertura assicurativa per i ragazzi della protezione civile, quindi è fondamentale anche questo passaggio.
pomeriggio. Ecco, come giudica in questo momento? Sappiamo che le perturbazioni arrivano con una velocità incredibile e quindi possono scatenarsi. Che segnali avete? Abbiamo capito che le condizioni migliorano in questo momento. Sì, è vero che le condizioni migliorano, però siamo un po' perplessi perché nell'ultima settimana, insomma, vediamo anche a Sandrigo quello che è successo, a Isola Vicentina, Malio, abbiamo indicazioni da parte della regione di un determinato quantitativo di pioggia, poi invece nel giro di poco queste previsioni vengono purtroppo smentite. Non è certo colpa, ci mancherebbe, di chi fa questo lavoro, però anche noi sindaci siamo un po' in difficoltà, ogni volta è un'incognita e quindi dobbiamo solo confidare, altro non possiamo fare al momento. Va bene, allora intanto le auguriamo buon lavoro. Grazie mille a voi di essere passati, anche e soprattutto per i miei amici e colleghi di Agugliaro. Allora buon lavoro. Cristian, a questo punto con questo intervento concludiamo la linea e restituisco la linea allo studio. Ti ringrazio davvero Daniele Garbin per queste tue corrispondenze dal Vicentino, interessato ancora una volta dal maltempo. Ci rincuora il fatto che ad Albettone, insomma, la situazione sia migliore rispetto ad Agugliaro. Ovviamente ci ritorneremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali, così come ritorneremo l'altro volto della giornata di oggi sul Giro d'Italia che approda a Bassano nel Tripudio, nonostante appunto sia una giornata segnata dal maltempo. Per il momento è davvero tutto, grazie a Mattia Pizzaia e Alessandro Granziera dalla regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.